come Piazza Duomo a Milano la soddisfazione è tanta per l'Interclub di Favara. Oggi è una bella serata che andiamo a vincere la seconda stella, il 20° scudetto in un derby tiratissimo, nervosissimo fino alla fine. Abbiamo visto momenti di alta tensione, spettacolo, una gioia immensa, veramente una cosa indescrivibile. Un club pieno di tifosi, un club pieno di interisti che oggi ha aperto le porte un po' a tutti quanti amano questi colori. Abbiamo visto, c'è stato un afflusso abbastanza importante, eravamo più di 270 persone, è stata veramente una serata bellissima, molto bella. La Favara interista si è raccolta qui al club, adesso continueremo i festeggiamenti per le strade. Ci godiamo questo finale di stagione bellissimo. Cosa vuol dire 2 stelle? E cosa vuol dire 2 stelle? 2 stelle vuol dire il raggiungimento comunque di un obiettivo importante, di una squadra che comunque l'Inter negli ultimi anni ci ha abituato a vincere, sono delle soddisfazioni sicuramente importanti. Vediamo di recuperare un po' di strada verso chi ci è più davanti. Qual è la vita dell'Interclub di Favara? La vita dell'Interclub è questa, l'avete vista, stasera abbiamo fatto una serata bellissima, abbiamo invitato tutti i ragazzi a partecipare alla vita sociale per far capire che cosa vuol dire appartenere a un club, stare insieme, vincere insieme, soffrire insieme come è stato stasera. La vita è quella, l'associazionismo, la partecipazione, comunque voler stare bene insieme, vedendo anche a volte le vittorie, a volte le sconfitte, perché ci può stare anche quello. Nel corso dell'anno abbiamo visto anche iniziative solidali per chi soffre, anche in vicinanza e con partecipazione con i club delle altre squadre. Ma noi quello lo facciamo da sempre, perché non può non fare parte di un'associazione come la nostra non partecipare alle attività di solidarietà che si fanno in paese e comunque in provincia. Quando possiamo partecipiamo sempre. Diventa la sponda normale, quell'attività che bisogna fare con naturalezza, perché poi alla fine la solidarietà è una cosa importantissima, perché il calcio è bello ma ha un limite, poi la solidarietà invece non vince mai. Comunque stasera godetevi questo scudetto. Grazie mille, grazie ancora.